I 9 destinatari delle onorificenze di Cavaliere al Merito della Repubblica assegnate ieri in occasione della festa del 4 novembre a Comitini vi è anche il dottore commercialista di Cammarata Carmelo Lobello, che ascoltiamo al microfono di Irene Catarella. Siamo qui con Carmelo Lobello che oggi, 4 novembre, ha ricevuto l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica, un cittadino che è nato a San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento, ma che è residente a Cammarata e che lavora a Padova. Carmelo, un grande onore. Perché hai ricevuto questa onorificenza? Quali sono le motivazioni? Le motivazioni più importanti sono quelle di aver istituito, aver creato l'Associazione Medici Strada di Padova, che aiuta le persone fragili, le persone senza dimora, e si occupa di loro con consegna dei vestiti, con consegna degli alimenti. Il mercoledì e il sabato consegniamo alla stazione ferroviaria di Padova, consegniamo gli alimenti a queste persone. Immagino che sia questo, perché non so veramente la motivazione che hanno portato avanti le persone che hanno chiesto a questo, che mi hanno, come si può dire, indicato il mio nome, quindi immagino che sia proprio questo. E questo perché si è visto, l'abbiamo letto. Inoltre sei il presidente della consulta del volontariato di Padova. Sì, che sono circa 80 associazioni di volontariato nel campo sanitario che insieme facciamo rete, e pensate un po', noi abbiamo in questa associazioni che si interessano della vita delle persone, addirittura prima di nascere i bambini, quindi fino alla morte, quindi 80 associazioni che coprono l'intera vita, e ognuna di queste associazioni aiuta le persone nelle diverse fasi della vita, ovviamente sempre rivolte alle persone semplici, alle persone con fragilità, le persone anziane, le persone con fragilità, e anche adesso abbiamo una nuova categoria di persone, i dipendenti poveri, che nessuno ci crede, ma è così, dipendenti che lavorano ma con lo stipendio non riescono più a mantenere la famiglia, in particolare quando hanno figli a scuola o che la moglie non lavora, oppure sono lavori a tempo determinato, quindi hanno delle interruzioni di lavoro, e quindi però la vita continua tutti i giorni, la spesa, i ragazzi a scuola, così via. Perché è importante fare volontariato? Beh, guardi, ogni volta che io parlo di volontariato mi dicono: ma chi te lo fa fare volontariato? Beh, io ho una mia teoria. Io credo che io devo restituire alle persone un po' di quello che ho ricevuto nella vita. E io ho ricevuto molto. Mio papà era un minatore all'inizio della sua professione, e quindi credo che sia giusto e doveroso restituirlo, e questo mi appaga e mi fa star bene. Arrivo a casa la sera che sono contento. Questa è una cosa importantissima. A proposito di questo, che tuo papà faceva il minatore, tu hai ricevuto questa onorificenza a Comitini. Sì, penso, sì. Perché è così importante anche il luogo dove l'hai ricevuta? Mi ha emozionato molto. Quando il prefetto di Agrigento mi ha inviato la lettera di convocazione, io pensavo a Agrigento, sicuramente. Poi leggo con attenzione, la cerimonia si svolgerà a Comitini. E io per un minuto sono tornato indietro a 65 anni fa, perché a Comitini, mio papà lavora nella miniera di Comitini. Io alle chiese di Comitini andavo a messa, andavo a comprare il pane da bambino. Quindi pensate un po', mi ha proprio stravolto questa coincidenza. Questo non è un caso. Che emozione si prova, visto che l'hai provata proprio oggi, a ricevere un'onorificenza così? Beh, sono entrato nella chiesa dove andavamo a messa e ho visto seduto mio padre, mia madre e mie sorelle.